Allora, consideriamo un po' che cos'è la suzione. La suzione è un riflesso primario indispensabile. Infatti noi dai 16ª settimana circa vediamo il bambino nelle ecografie con molta tenerezza, il futuro bambino, il futuro nascituro, con il ditino in bocca che già succhia e ci fa tanta tenerezza. Questo quindi ci dimostra che è un riflesso al quale lui si sta preparando per quando poi nascerà. A cosa serve succhiare? Serve a consolarsi, e quindi il famoso dito o il famoso ciuccio che utilizza, che è fisiologico fino ai 2-3 anni. Non facciamoci strane pare, è possibile, è normalissimo che un bambino ciucci il dito o ciucci il ciuccio fino ai 2-3 anni circa. Dopodiché dobbiamo farlo smettere perché intervengono delle alterazioni a livello del massiccio facciale che richiederebbero poi l'intervento di noi ortodontisti o del logopedista o dell'ottorino, eccetera, eccetera. Quindi 2-3 anni è il goal delle mamme. E poi succhiare serve per alimentarsi al seno o alimentarsi con il biberon. Qual è la differenza? Io non entro in merito sul fatto che sia meglio uno, sia meglio l'altro, queste sono scelte private, ma analizziamo un attimo cosa fa uno e cosa fa l'altro. Allora, il succhiare al seno fa sì che la lingua, per succhiare, per far sì che il capezzolo venga spremuto, fa un'onda, come un'onda. Facendo questa onda, e poi ci sono i muscoli che agiscono per il succhiamento, per facilitare il succhiamento. Questa onda e questa fatica dei muscoli fa sì che ci sia uno sviluppo della mandibola e del palato corretto. Quindi il succhiamento al seno crea una situazione di sviluppo del massiccio frontale facciale corretta, mentre il biberon, che è rigido nella tetarella, per quanto morbida, di silicone, quello che vuoi, non permette questo tipo di azione e la lingua rimane in una situazione più arretrata e più bassa, e quindi la completezza e lo sviluppo del massiccio facciale è meno completo, diciamo. D'altra parte vorrei mettere per inciso che c'è l'abitudine di allattare sovventemente e a piacere i bambini durante la notte, e questa è una cosa che vorrei fosse chiara, non è proprio del tutto corretta. Cioè, va bene allattarli, ma bisognerebbe ripulire il cavo orale del neonato con una garzina subito dopo l'allattamento notturno, per evitare che ci siano residui della poppata, perché questi potrebbero essere l'origine poi di carie nel bambino, soprattutto quando nel bambino ci sono i denti. Chiaramente, quando non ci sono i denti questo non è particolarmente importante, ma quando ci sono i denti è estremamente importante. Ecco, questa è una domanda molto bella. Certamente è molto consigliato, e c'è molta letteratura in proposito, perché si è visto che la morte in culla è un'apnea, e di conseguenza è importante l'uso del ciuccio, perché il ciuccio porta in avanti la lingua, porta in avanti la mandibola, e di conseguenza libera le vie respiratorie e quindi previene quella che può essere la morte in culla. Il ciuccio è importante, il ciuccio non darlo prima di aver avviato bene l'allattamento. È importante che non sia bevuto in sostanze edulcoranti, è importante che venga sterilizzato nei primi 6 mesi e poi semplicemente lavato con l'acqua nei mesi a venire. Altra cosa importantissima, è importante che la mamma non abbia l'abitudine di metterselo in bocca, perché in questo modo scambierebbe i batteri della sua bocca con la bocca del bambino, che è in fieri, e creerebbe una colonizzazione non adeguata. E poi darei 2-3 consigli circa il tipo di ciuccio. Da 0 a 6 mesi, da 0 a 6 mesi è bene usare un ciuccio in silicone a forma di ciliegina. Dai 6 mesi in poi invece il ciuccio va a goccia, ortodontico e schiacciato, in modo tale che ci sia la possibilità al palato di crescere in maniera armonica.